della nostra terra, e mentre ad Agnellino Afghano è rimasta solo l'opzione di passare al PD, dato che i suoi del nuovo centrodestra se ne sono andati quasi tutti, no, non forse tutti, perché c'è anche il mentre Lupi rimane con il culo bello attaccato alla poltrona insieme ad Angelino, e stanno per fondare il nuovo centro-sinistra, mentre Berlusconi regala 50 voti per, diciamo così, per Mattarella, dandoli a Renzi, no? Pensando che nessuno se ne fosse accorto, però ragazzi ci se ne accorge quando i grandi elettori di Forza Italia sono 150 e le schede bianche rimangono 100, c'è qualcosa che non va. Mentre Formigoni dice no alleanze con Salvini, ma chi vi vuole Formigoni? Chi vi vuole? Bene, mentre tutte queste cose Salvini ci porta al 15,5% e ci porta a Roma, dove dovremmo dire torna a casa Renzi. A Roma vi aspetto tutti, Qui con noi questa sera l'ospite più atteso della serata, c'è in diretta il responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord, Tony Iobi. Buonasera a tutti, buonasera. Padania libera. Padania libera, Tony, Padania libera. Ascolta, guarda, io ricordo subito il numero 0266 20 35 29 per tutti quelli che vogliono parlare con te. Possono parlare con te in diretta perché le linee sono aperte. Ricordo anche, se avete domande particolari non riuscite a chiamare, scrivetemi pure sul mio profilo Facebook Andrea Zanelli e ditemi se, insomma, quello che volete scrivere a Tony. Tra l'altro ci scrive pure Elena che si è appena connessa, e salutiamo. Dunque Tony, prima che arrivino le chiamate io ti farei una domanda. Tony, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ecco, prima che arrivino le chiamate io ti farei una domanda. Molti ci stanno dando in questo periodo dei paraculi perché abbiamo scelto te come responsabile dell'immigrazione, forse perché sei di colore. È vero secondo te? Secondo te siamo dei paraculi o queste persone non hanno capito nulla della nostra politica? Sai una cosa, gente che ci danno dei paraculi perché appartengo, ho scelto la Lega già da 21 anni ad oggi, non ha capito un cazzo, cioè, scusatemi, non ha capito niente, ecco. Nel senso che questo paese ogni tanto mi fa ridere, per amor di Dio. Questo paese in quanto la gente della sinistra sai che ho riscontrato una cosa dopo 38 anni che sono in questo paese, andando fuori e rientrando dall'ultimo viaggio che ho fatto in Nigeria, che la sinistra italiana è la più sfigatata nel mondo. Non si è mai riusciti a capire chi sono, cosa sono, come mai si hanno quelle parocchie anche addirittura sul cervello, che non riescono a pensare mai che nei loro cervelli. Mi dispiace dirlo veramente, è una cosa pazzesca. Cioè, ascolta Tony. Sì, dimmi. C'è già una Va bene. Pronto? Abbiamo il primo ascoltatore per Tony Iwobi, responsabile del settore immigrazione della Lega Nord. Sentiamo l'ascoltatore. Prego, puoi parlare con Tony. Sì, pronto, buona Padania. Buona Padania, anche te, buona Padania. Ascolta un attimo, cosa dici di fare qualche magari, non so, intervento sulla storia dell'ISIS e di questa gente che sembra proprio andata fuori di testa, caspita, non si riesce proprio a parlare con questa gente qua, è impossibile. Non è che sembra che sono andati fuori di testa, secondo me i fondamentalisti islamici che stanno cercando di conquistare il mondo che non gli appartiene, è guidato dal demonio, te lo dico veramente, sono demoniaci, non sono esseri umani. Vi lo dico subito, ed è per questo io continuo a chiedere, ma dov'è questi organismi, potenze
potenze mondiali dove sono? Questi grandi poliziotti del mondo, degli Stati Uniti, che sembrava che erano tutti guardiani della pianeta, dove sono? Cosa stanno facendo? La Unione Europea cosa sta facendo? Cosa sta pensando? Oltre che andare a colpire chi è inetto come la Russia. Come dice il nostro grande segretario federale Salvini, deve fare la Russia l'amico per poter combattere questo odioso mostro che sta crescendo tutti i giorni. L'ISIS va combattuto perché è un rischio, una minaccia per il mondo intero. Grazie mille Tony per questa risposta, anche perché sarebbe stata uno dei temi fondamentali che avremmo affrontato a breve, però è arrivata giustamente la chiamata. Ricordo che se volete avere l'opportunità di parlare con Tony, che ci ha dato la sua disponibilità ancora per un quarto d'ora fino alle 21:30, potete chiamare allo 0266 20 35 29, che è il numero della nostra. Allora Tony, io volevo chiederti cosa ne pensi non solo del fatto che è successo con il pilota Giordano, ma anche, ecco, io ti chiederei innanzitutto un commento su questa atroce esecuzione, poi ti farei una domanda collegata. Vedi, è evidente che questa gente ci odiano e vogliono annientarci. Non ho mai visto in vita mia veramente questo tipo di atrocità, dove un gruppo di persone brucia un uomo, un essere vivente, così come un maiale, diciamo, ecco. È una cosa atroce, e questo deve far riflettere un po' il mondo intero, almeno il mondo occidentale, il mondo dove la democrazia regna, il mondo che ha conquistato con sangue la democrazia. Devono riflettere molto, ma molto profondamente, perché questa gente, queste bestie devono essere annientate. E spero adesso con ma è peccato che c'è sempre qualcuno che deve pagare con la vita per far svegliare un po' la coscienza popolare. Non è giusto. Ascolta Tony, prima di completare la domanda e farti la seconda parte, c'è in attesa un ascoltatore che vuole parlare con te. Pronto? Bene, ascoltiamo. Pronto? Pronto, mi dica. Si sente? Si sente? Sì, chi sei? Mi dica. Allora, io sono Marcello Cincotti, telefono da Cagliari, Sardegna. Sì, benissimo, Cagliari. Sì. Vi ringrazio di esistere, veramente tanto. Sono un profugo giuliano, non ciabattaro, ho 73 anni. A un certo punto vorrei fare una domanda. Sì. La mia domanda è questa: col mare, io lo chiamo mare magna, mare nostrum, bravo. C'è il rischio concreto che arrivino di questi personaggi, visto che il mafioso Alfano con tutto l'entourage consente questo trasferimento di massa di individui che non si sa chi sono? Punto. Guarda, il Mare Nostrum è una delle più grandi idiozie che abbia mai stato compiuto da un governo civile come la nostra. Oggi comincia a crederci se siamo diventati civili, se siamo civili o non. Perché i soldi che hanno sprecato questa gente, che i nostri soldi che hanno sprecato 660 milioni di euro in un anno per il Mare Nostrum, per andare ad importare la gente che non vogliono assolutamente essere importati, no? Con i propri figli, i propri ragazzi che soffrono senza lavoro, la nostra anziana che soffrono senza lavoro, hanno voluto investire in questi grandi business per le loro tasche e basta. Questa è una cosa inaccettabile. Ed è per questo, quando sento alcuni italiani veramente che ci danno da razzisti perché cerchiamo di svegliare la coscienza popolare su queste grandi idiozie, mi fa veramente
mi fa piangere, ecco, il cuore, te lo dico veramente. È possibile che gli italiani non possano capire che questi governi fanno i loro interessi? E in più, con questa operazione Mare Nostrum stanno creando un mostro futuro che ormai si sta prendendo anche il corpo. La guerra tra i poveri, questa gente quando non riusciremo più a mantenere, cosa facciamo? Tony, sono pienamente d'accordo. Ascolta, io ringrazio innanzitutto Marcello che addirittura ci ha chiamato da Cagliari, però mi dissocio e Radio Padania si dissocia ovviamente dall'accusa ad Angelino Alfano di essere un mafioso. Questo però dobbiamo metterlo no, quello per amor di Dio dobbiamo stare attenti a definire una persona, una singola persona mafiosa o quanto altro. Diciamo che la politica del governo è inaccettabile. Secondo, perché c'è in linea un'altra ascoltatrice per te. Pronto? Bene. Sì, Tony? Sì. Buonasera, Laura di Brescia. Piacere di sentirla all'ascolto con tanto piacere. Grazie, è una frase fatta, ma grazie di esistere, ce ne vorrebbero tanti come lei. Io voglio toccare un argomento piuttosto pesante. Io sono cattolica praticante non bigotta. Penso che tutto questo, buona parte, la colpa ce l'abbiano i nostri rappresentanti della Chiesa Cattolica, perché hanno venduto il loro spirito, la loro cristianità, il loro operare per far conoscere il Vangelo, l'hanno venduto ai poteri forti, pensano a riempirsi la pancia. Non ci hanno più difeso da tanti anni, non li sento, ammazzano cristiani e non sento neanche le loro voci. E penso che buona parte di loro siano consenzienti con questa disgrazia che ci sta capitando a noi cattolici. E perciò volevo sentire una sua opinione. Grazie di esistere. Grazie signora, grazie veramente. Io la ringrazio perché è un tema a me caro. Carissimo, perché anche io sono un cattolico praticante e ci credo perché sono nato cattolico, sono stato levato da una casa cattolica, in più diciamo la Chiesa la portiamo tutti dentro di noi, questo è ovvio. La stessa Chiesa mi ha insegnato che la carità comincia da casa. Se è vero che la carità comincia da casa, allora perché non dobbiamo sistemare i nostri figli prima dei figli del vicino? Questo è un fatto. Sono pienamente d'accordo. È un tema molto importante. Quindi la Chiesa deve svegliarsi, e poi mi rammarica molto sentire alcuni, anche i cristiani stessi, che quando parli della Chiesa, della sua mancanza, ti saltano addosso, ma impossibile, non bisogna mai parlare male del Papa, non bisogna mai parlare male ma Papa è un essere umano, rappresentante di Cristo sulla terra. Quindi sono pienamente d'accordo, Tony. Sai cosa diceva Oriana Fallaci in proposito? Oriana Fallaci non era cattolica, però diceva: sveglia gente, sveglia, intimiditi come siete, dalla paura di andare controcorrente oppure da apparire razzisti, non volete capire che qui è in atto una crociata all'inverso. C'è gente che purtroppo non capisce che qui è in atto una guerra che è religiosa, c'è un Islam che sta bruciando vive delle persone. Questa gente deve capirlo e dobbiamo mettere le barricate almeno su quella che è l'Islam non moderato. Detto questo, Magdi Allam ha spiegato molto bene una sera a Pavia insieme a Tony che c'è in atto una guerra anche demografica. Una guerra demografica significa che la gente ci sono qui che arrivano qui barconi carichi di gente, di donne incinte. Una volta che verrà superata il numero, la democrazia italiana, questi qui imporranno la Sharia, che è una legge religiosa, in maniera democratica, e questo qua è un serio problema, giusto Tony? Vedi, io cito solo una frase, e qui penso che tutti devono riflettere su queste frasi. Quando dicevano che con la vostra legge vi domineremo, la nostra legge permissiva, quindi pensatevi forte,
attenzione, il futuro è qua, dobbiamo riflettere tutti quanti e poi dobbiamo aprirsi al dialogo con chi vuole dialogare, non con chi non vuole assolutamente dialogare. Questo è un dato di fatto. La prima cosa, secondo me, è dobbiamo svegliarci tutti quanti e vigilare. Ecco. Sono pienamente d'accordo. Ti ricordo che Tony ha ancora 8 minuti per stare con noi, perché dopo dobbiamo lanciare la pubblicità e ovviamente ci saluta. Allo 0266 20 35 29 secondo me c'è ancora spazio per qualche domanda, una di sicuro. 0266 20 35 29. Intanto Tony, intanto che aspettiamo le telefonate, dato che ne sono già arrivate parecchie, ti vorrei chiedere la seconda parte della domanda, cioè cosa ne pensi invece della ritorsione, cioè della vendetta della Giordania? Perché molti stanno criticando anche il fatto che si è risposto al loro livello. Ecco. Guarda, io parto da un presupposto che Giordania, non lo so in che percentuale è un paese islamico. Islam insegna la vendetta, non esiste il perdono nel Corano, no? Occhio per occhio, dente per dente. Quindi puoi immaginare, questo è un dato di fatto, senza demonizzare l'Islam. Ognuno può credere quello che vuole, per amor di Dio, no? Però questo è la loro legge. Do me, I do you. Mi critica, ti critico. Mi uccide, ti uccido. È così. Ascolta, quindi a proposito di questo, allora c'è sempre Oriana che diceva: l'Occidente si liberi dallo strano incantesimo che impedisce di conoscere e criticare la ferocia aggressiva del terrorismo islamico. Nessun terrorismo può essere giustificato e nessuna religione può essere al di sopra delle critiche. Salviamo l'Occidente dal terrorismo islamico. È vero che c'è questo sentore dove l'Islam non può essere criticato, se no offendiamo tutti, offendiamo qualcuno. No, io mi limiterei a parlare dell'Islam, i fondamentalisti islamici, non Islam in quanto Islam generale, perché in ogni luogo, in ogni organizzazione, in ogni categoria di persone c'è sempre una parte buona e cattiva. Diciamo che oggi veramente dobbiamo combattere ad ogni costo, con tutte le armi a disposizione, i fondamentalisti islamici. Sono d'accordo con te, Tony. Ascolta, intanto se arriva un'altra chiamata abbiamo ancora 5 minuti. 0266 20 35 29, perché all'ascolto stiamo parlando con il responsabile del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza Federale della Lega Nord. Se volete avere l'opportunità di parlare con Tony, non so se hai notato, ma molti ti stanno ringraziando di esistere e questa cosa mi fa molto piacere. Sono io che devo ringraziarli tutti per avermi accolto, concesso di appartenere. Guarda. Ascolta Tony, c'è una chiamata. Pronto? Chi sei? Pronto? Mi senti? Sì, chi sei? Mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Buona Padania. Io non lo so i nostri politici. Già l'Islam non va d'accordo, ci sono i siti sunniti che si ammazzano tra di loro. Come possono pretendere che una religione, estranea, possa dialogare con l'Islam quando si ammazzano tra di loro? Questo è il midollo fondamentale. O che abbiamo una massa di coglioni nel nostro governo, non so, se hanno studiato la storia, io non lo so, c'è qualcosa sotto che non funziona. Grazie mille per la domanda. Sì, grazie. Grazie. Guarda, io non gli do colpa a alcuna, perché la colpa è nostra, i nostri governanti che non hanno mai avuto, non ce li hanno neanche una visione e volontà politica per cercare di tutelare un po' i cittadini che li ha chiamati a governare, capito? No? Quindi, e poi attenzione, quando parliamo dell'Islam cerchiamo di stare molto attenti, perché
non parliamo dell'Islam, ma parliamo dei fondamentalisti islamici che uccidono anche tra di loro, si uccidono tra di loro. Allora, se uno è violento, perché devo ospitarli a casa mia? Certo. Tony, abbiamo un'altra chiamata in linea, pronto? Pronto, mi senti? Chi sei? Ti sento, Gianfranco da Santal, posso parlare? Sì? Prego. Dunque, a fagiolo purtroppo arrivo e mi prendete un po' la sprovvista. Avevo già in mente da stamattina qualche punto. Primo, il Papa non è mai, come dire, ogni televisione, ogni informazione viene deviata a modo loro. Il Papa è andato a cercare di scongiurare migliaia di morti, se non milioni, quindi il Papa per me sta bene quello che ha fatto e molti lo interpretano male, molti fanno finta di non capire. Secondo, l'Islam è preso in giro come i cristiani e altri popoli e altre religioni del mondo, perché la realtà è quella, come dall'Olimpo gli dei guardavano ad ammazzarsi tra di loro, troiani e tutta l'ambaradan. Quindi facciamoci furbi, sia da una parte che dall'altra, ognuno ha religione, pacifismo, eccetera, progresso. Padania libera, ciao. Grazie mille. Perfetto, Tony, abbiamo con noi ancora per qualche minuto Tony Iwobi e Andrea Zanelli, ma ora abbiamo giusto un minuto di pubblicità, abbiamo questa esigenza commerciale e quindi restate con noi, cari ascoltatori di Radio Padania Libera, fra esattamente 75 secondi di messaggio commerciale saremo di nuovo in diretta. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Ti ricordi la notte del nostro primo anniversario? Siamo usciti sul terrazzo a guardare le stelle, proprio come piace a te. All'improvviso il cielo si è illuminato, ne saranno cadute 5 contemporaneamente. Tu che desiderio avevi espresso? Io ero in casa a cercare il golfino nell'armadio. Non perderti le cose belle della vita. Fai spazio alle tue passioni. Fino al 4 aprile 2015, se sei socio IKEA Family o IKEA Business, spendendo almeno 400 euro su uno più guardaroba Pax e accessori Complement, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli su ikea.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Padania Libera. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. E ridiamo sulla parola a Tony Iwobi ed Andrea Zanelli, questa è la parte finale della loro trasmissione. Ecco allora Tony, io ti lascerei concludere allora a questo punto con una riflessione, anche perché sono molto contento di questa mezz'oretta insieme, perché ci hanno chiamato tante persone ed erano entusiasti, ci hanno chiamato anche da Cagliari, ci hanno ringraziato di esistere e questo dopo tanti anni giuro che è una delle più grandi soddisfazioni, credo. È vero, veramente è vero. Io vorrei chiudere, visto che il tempo sono abbastanza ridotto, con una riflessione mia. Dico,
ora che sono terminati questi trattini creati per l'elezione del Presidente della Repubblica e i problemi familiari tra Renzi, Alfano, Vendola e compagni, noi cittadini pretendiamo che questo governo ci dia delle risposte sulle tematiche per noi fondamentali, cioè l'immigrazione clandestina e il lavoro che in questo paese manca da molto tempo ormai. Qual è la politica dell'Italia in materia economica e dell'immigrazione clandestina? Un punto interrogativo molto grande. Che contromisura si stanno preparando per evitare i danni derivanti dall'immigrazione clandestina e garantire prospettiva occupazionale? Un altro punto interrogativo molto grande. Come si intende tutelare i cittadini italiani esposti sempre a maggior rischio dell'immigrazione selvaggia? Le risposte concrete a queste domande sono quelle che interessano i cittadini, che il nostro segretario federale Matteo Salvini sta chiedendo da sempre, ma nessuno è stato mai in grado di dare. Queste sono le cose fondamentali per il paese in questo momento. Sveglia gente, 28, per cortesia vi prego, tutto a fianco al nostro segretario federale a Roma, per chiedere che questo governo vada a casa prima che sia troppo tardi. Ottimo, grazie Tony Iobbi, responsabile del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza della Lega Nord, che sta lavorando tantissimo, è sempre in giro, e ti ringraziamo anche per averci dedicato questa mezz'ora per ascoltare. Grazie a voi veramente. Grazie a voi e buon lavoro. Tony. Ciao, grazie. Quindi noi siamo più o meno in chiusura adesso, no? Vorrei fare un'ultima riflessione. C'è tanta gente che da tanto tempo dice: voglio andare a Roma a sbattere i pugni, voglio andare a Roma a distruggere il Parlamento, voglio di qui, voglio di là, voglio di su, voglio di giù. È arrivata l'opportunità. Ovviamente non andiamo giù a distruggere nulla, perché siamo persone per bene, però andiamo giù a far capire a un governo non eletto da nessuno che le cose che sta facendo, non volendo che, non essendo stato eletto da nessuno, non vogliamo neanche che vengano fatte. Di conseguenza non c'è patto Nazareno che tenga, non c'è inciuccio Berlusconi Renzi che tenga, non c'è nessun inciuccio Alfano e Renzi che tengano. Noi vogliamo rispedire a casa questo governo, non eletto da nessuno. Tra l'altro Mattarella stesso aveva giudicato incostituzionale il governo che poi l'ha eletto, però adesso non sta dicendo più nulla. Quindi vi aspetto il 28, le opportunità di scendere ci sono, alcune sono anche abbastanza economiche, quindi andiamo giù e ci vediamo molto volentieri là. Per quanto riguarda in generale invece la situazione, io direi che, come dicevo all'inizio, non so se avete notato che Berlusconi ha regalato 50 voti a Mattarella e lo ha fatto consapevolmente nel nome del patto del Nazareno, e qui a perderci sono tutti gli italiani, perché c'è gente che per tutelare i propri interessi ci sta fottendo, mettiamola su questi termini un po' estremi, però la gente non ne può più. Chiedo a voi di riflettere su questo punto. Noi Giovani Padani ci vediamo settimana prossima sempre alle 21:30 e vi ringrazio ancora per averci seguito e ringrazio ancora Tony per essere stato con noi. Un saluto. Avete ascoltato Giovani Padani.